Ci troviamo in località Pian Rosada, all'interno della foresta demaniale regionale del Cansiglio, gestita da Veneto Agricoltura. In una località, in un'area che è stata interessata nel 2018 dagli esiti della tempesta Vaia, quindi ha abbattuto un tratto di foresta, di bosco, formato unicamente da abete rosso, come quello che si vede qui dietro di noi sullo sfondo. Un bosco quindi monospecifico, formato da una sola specie, più o meno coetaneo, quindi con alberi tutti della stessa età, e piantato, quindi di origine artificiale, sopra probabilmente un ex pascolo. Ora questa area nella quale ci troviamo è oggetto di un intervento dimostrativo, un intervento di riforestazione dimostrativa che avviene con tecniche e modalità tali da innescare un processo di restauro forestale, di ricostituzione di questo habitat forestale con specie e modalità però completamente diverse da quelle del passato, ovvero non andremo a ricostituire una foresta monospecifica, ma un bosco misto di una specie che ben più è idonea all'ecologia del sito, come il faggio, oltre ad altre specie, quindi un bosco misto sostanzialmente. Lo faremo per piccoli gruppi come quelli che vedete qui, contrassegnati da queste cannucce con la punta rossa, e lo faremo quindi non con l'intento di coprire interamente la superficie, ma soltanto di creare dei nuclei che sono di fatto delle piante, un domani diventeranno piante portaseme, le quali lasceranno attorno a sé lo spazio per fenomeni di evoluzione spontanea della vegetazione, cosa che è già peraltro in atto in gran parte in tutte le aree interessate dal ciclone Vaia. Quindi si tratta di un innesco fondamentalmente, dato però con piante, specie appropriate e messe a dimora con una tecnica, con una logica ben ponderata, diciamo.